telespettatrici e telespettatori di Antena 3, buonasera, benvenuti a Social Forum. Dicono, ma come ci saluta questa presentatrice matta? No, questa è la posizione di difesa, giusto? Di guardia, ecco. Parliamo di Aikido e Judo, sport benefici, e lo facciamo con Luca Gri, che è, attenzione, attenzione, lui è cintura nera di Aikido terzo dan, poi insomma ci spiegherai bene che cosa vuol dire, e con praticamente invece Carlo Donadel, che è il presidente insomma dell'associazione Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Non ho proprio questo onore, buonasera intanto, non ho proprio questo onore, mi occupo di tutte le faccende che riguardano la formazione e la progettazione dei servizi per la Fondazione Piccolo Rifugio. Ecco, allora, oggi è una puntata appunto, diciamo, molto interessante, perché parliamo dello sport come forma di riabilitazione, insomma, poi naturalmente andremo a scoprire anche quindi la realtà del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Luca Gri, parlaci un po' di questo sport, l'Aikido e il Judo. Allora, l'Aikido è un'arte marziale giapponese che ha lo scopo di neutralizzare un avversario tramite tecniche di colpo, tecniche per buttare a terra e sollecitazioni articolari molto dolorose anche. Però diciamo che lo scopo è quello di neutralizzarlo senza fargli un danno fisico permanente. Quindi è molto nobile come arte marziale. Sì, è nobile, però ci si fa male, eh? No, in genere no, perché comunque no. Le tecniche sono sempre molto controllate. Quindi si potrebbe dire che è una specie di danza? Sì, da un certo punto di vista sì, dai. Ecco, l'Aikido abbiamo detto ha insomma una connotazione abbastanza quindi facile per tutti, insomma un po' tutti quanti possiamo... Da tutte le età, insomma, bambini, adulti, anziani. Ecco, nella disabilità che tipo di benefici può portare questo tipo di sport? Può portare a dei benefici dal punto di vista della coordinazione generale dell'individuo. Poi fa aumentare la percezione dello spazio intorno a sé, perché molte volte i disabili hanno proprio questo tipo di problema. Poi fa aumentare la stima in se stessi, insomma cose di questo tipo. Ecco, appunto, dicevamo problemi, quindi i problemi motori, insomma, moltissimi disabili hanno molto spesso dei problemi, fanno sempre lo stesso movimento a volte, no? C'è questa connotazione di reiterare continuamente un movimento. Questi tipi di problematiche possono essere risolte con la pratica di questo sport? Noi abbiamo praticato l'Aikido presso il Piccolo Rifugio dell'anno scorso. Siamo io, Sandro Lucagnano, che è diciamo, l'altro insegnante del Judo Vittorio Veneto, poi c'è Maddalena Neglia che ci dà una mano come volontaria, e da quest'anno c'è anche Fabio Tonon. Diciamo che l'Aikido... Come funziona? Non so, arriva insomma comunque da voi la persona che vuole imparare questo tipo di sport, come lo iniziate a questo tipo Allora vengono di iniziate, li inizializziamo dai movimenti di base, quindi gli spostamenti, le cadute, le rotazioni. Comunque è molto importante lo studio delle cadute, che purtroppo però con i disabili non riusciamo a farlo perché hanno dei problemi a livello della schiena. Quindi hanno problemi di rotolamenti. Ho capito. Carlo Donadel, mi sembra un'esperienza interessante, no? Lo sport, io l'ho visto anche in altri contesti, come forma di riabilitazione è una cosa assolutamente da prendere in considerazione. Ci racconti un po' della vostra realtà del Piccolo Rifugio? Allora, intanto siamo proprio grati a questi maestri, ecco, dell'Aikido. Maestro sensei si dice probabilmente. Intanto perché offrono questo tipo di disponibilità in termini di volontariato e offrono alla comunità del Piccolo Rifugio davvero un'opportunità per il tempo libero, quindi nasce in un contesto non strutturato di attività e nasce come opzione assolutamente volontaria anche per le persone della comunità. È una delle tante opzioni naturalmente che vi sono all'interno della comunità del Piccolo Rifugio, che nasce nel 1957, quindi
ha già compiuto i suoi 50 anni. È Voi nata... siete dislocati in diversi posti, avete un sacco di sedi, vero? Ci sono più strutture, sì, siamo presenti a Verona, a Trieste, a San Donato, sede centrale della Fondazione, a Ponte della Priula, e poi anche con 2 realtà, una a Roma e una in provincia di Frosinone, quindi è una realtà che è nata, ecco, appunto parecchio tempo fa, nell'epoca in cui non vi erano strutture di accoglienza per le persone disabili. Nasce... La filosofia un po' del piccolo rifugio qual è? Accogliere le persone. Il piccolo rifugio per nasce offrire essenzialmente dal sogno di una persona che era una persona straordinaria, che si chiamava Lucia Schiavinato. Ha pensato per le persone disabili in epoca appunto in cui la cultura era poco incline, come dire, alla valorizzazione, ecco, delle risorse, ecco, della diversità. Ha pensato per le persone disabili delle comunità molto piccole, piccolo rifugio, il nome lo dice in qualche modo. Ha pensato all'idea della protezione prima di tutto, ma poi ha pensato al calore degli affetti, ecco perché piccolo rifugio. Le ha pensate come dei contesti familiari in cui queste persone... Dei micro contesti familiari. Potessero dare il meglio di sé, ecco, potessero dare il meglio di sé. Tanto è vero che poi nel tempo sono state strutturate per queste persone dei laboratori, ad esempio di orologeria, eccetera, delle opportunità. Tanto che alcune persone... Quindi anche opportunità di lavoro poi all'interno delle vostre strutture. Questo no? Parliamo naturalmente dell'epoca degli anni 60, ecco, parlo delle origini. Ad oggi la fisionomia è un po' cambiata. Che tipo di persone voi accogliete nelle vostre strutture? Beh, le persone che vengono accolte nascono da un'intensa collaborazione con i servizi dell'UL 7, quindi che raccolgono di norma i bisogni del territorio e ci aiutano, ecco, ad accogliere queste persone in modo che si mantenga uno spirito di comunità. Quindi ci sono persone che sono poi inserite nell'ambito lavorativo, ci sono persone che hanno bisogni di assistenza più elevati, ecco, ci sono persone diverse e nella diversità compongono poi ogni un diversità contesto molto viene bello. poi accompagnata da un suo più preciso contesto, immagino. Sì, sì, e poi c'è un progetto di vita, ecco, per ciascuno, comune, per cui nessuno ha lo stesso percorso all'interno della comunità, per ciascuno si cercano le risorse più significative e li si accompagna verso la realizzazione fin dove è possibile, naturalmente. Benissimo, Luca, vuoi farmi vedere, non so, adesso noi abbiamo visto insomma delle immagini un po' di contesti reali, vuoi simulare una mossa? Così voglio provare sulla mia pelle se non fa male, permesso? Ecco. Ora ti attacco, tu vai Sì. a parare, mi sposto e qui c'è la proiezione. Va bene, benissimo, non fa male, ve lo garantisco, è divertente, insomma penso che un po' tutte le persone potrebbero essere curiose di praticarlo, certo. questo sport. Benissimo, adesso siccome noi questo programma ci piace tantissimo, l'avanguardia, insomma le novità, anche rimanere aggiornati nel campo della sanità, io vi mostro naturalmente la nostra rubrica ormai famosa della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso. E rieccoci, noi ringraziamo davvero la Casa di Cura per i suoi contributi, insomma, che ci tengono sempre aggiornati su tutte le novità che insomma, la sanità oggi è in grado di fornirci. Insomma, abbiamo parlato di sport in questa puntata di Social Forum, abbiamo parlato di Aikido e di Judo, naturalmente abbiamo visto la realtà poi del piccolo rifugio di Vittorio Veneto. Luca, insomma, ci ha parlato di questo sport. Vuoi dire un'ultima battuta sull'Aikido? Praticate Aikido che fa bene. Ecco, Carlo Donadella. Beh, un grazie all'Aikido, grazie per queste persone che vivendo in questa comunità hanno l'opportunità, ecco, di spiccare il volo verso l'autonomia. Bene, allora ricordatevi che tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate da ogni individuo. Lo ha detto Einstein, crediamogli. Buona serata, rimanete con i programmi di Antenna 3. Ma dove andate? Ciao!